a Treviso il centrodestra unito vince il primo turno. Mario Conte è il nuovo sindaco della città con oltre il 54% delle preferenze. Nella notte festa in piazza dei Signori, poco fa la conferenza stampa alla Loggia di 300, il governatore Zaia a Conte, l'allievo supera il maestro e poi le telefonate in diretta di Salvini. Cocente delusione per il centro-sinistra, Giovanni Manildo ringrazia la squadra e si commuove alla conferenza stampa annunciando che non siederà in Consiglio Comunale. Trionfo del centrodestra anche a Vicenza dove Francesco Rucco supera il 50% delle preferenze e vince il primo turno, il capoluogo bellico passa al centrodestra dopo 10 anni dell'era Variati. Altre 2 settimane di campagna elettorale a Sandola di Piave dove andranno al ballottaggio il sindaco uscente Andrea Cereser, centro-sinistra, e Francesca Pilla di Lega e Fratelli d'Italia. Ballottaggio 24 giugno anche in altri 3 comuni del Veneto, a Martellago, Bussolengo e Adri, i cittadini sono chiamati nuovamente a scegliere il primo cittadino. Alianza è precipitato ieri in Alpago, dopo lunghe ricerche ritrovate sul monte Serva la carcassa del velivolo, morto il pilota 59enne di Castello di Godego. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati. Non possiamo chiamarla la prima edizione dei nostri telegiornali, comunque è la prima edizione ma dell'informazione no, perché come sapete, chi ci ha seguito, siete stati in tanti e continuate a seguirci, è da ieri sera dalle 21:15 che vi stiamo raccontando con una lunga maratona ciò che accade, ciò che è accaduto in queste elezioni amministrative a partire da Treviso. Poco fa è finita la prima parte di Ring nella versione mattutina, adesso ci colleghiamo subito con Palazzo di 300 dove vedo già la nostra Lina Paronetto insieme a Mario Conte, il nuovo sindaco di Treviso, con Luca Zaia, appena terminata la conferenza stampa. Lina, a te. Eccoci qua in diretta. Allora Luca Zaia, anche la telefonata di Salvini per complimentarsi con Mario Conte. Beh, Salvini stima Conte, Salvini voleva ringraziare Conte perché insomma una vittoria come quella di oggi non è che ce l'hai tutti i giorni, per cui che il capo supremo della Lega chiami Conte in pubblico per ringraziarlo, direi che con bel riconoscimento della battaglia che Mario ha fatto e che tutta la nostra squadra ha fatto, insomma il risultato della Lega è un ottimo risultato. Si è detto subito che la discesa in campo di Zaia poteva essere determinante. Ma guardate, oggi parliamo della vittoria di Conte che è meglio. E io ho dato una mano, cioè come deve fare qualsiasi militante, ci ho creduto anche perché lui è una persona assolutamente per bene, presentabile e innamorata di Treviso e soprattutto delle nostre idee, le mie idee, io le sue, lui le mie, cioè funziona così e quando credi in una partita solo chi crede arriva alla fine e vince, perché volere è potere. Che istanze si aspetta da Treviso? Ma lui sta disegnando la piccola tennis, io conosco fra l'altro nelle retrovie tutti i suoi progetti e come stupirà con effetti speciali questi trevigiani, per cui dico a tutti preparatevi, la ragione c'è, finiscono le polemiche, finiscono i casini, la ragione c'è. Mario Conte, allora, una emozione dietro l'altra, diceva. Sì, un fiume di emozioni e anche tanta responsabilità che adesso comincia veramente a farsi sentire, ma ci sta dando anche la carica per cominciare proprio da oggi questa nuova esperienza e questo nuovo percorso politico-amministrativo per la nostra città. Cosa ha scritto lì con la tanto di firma? Grazie trevigiani? Che con noi nessuno rimarrà più indietro, quindi questa attenzione che noi avremo nei confronti di quelle fasce di trevigiani che oggi vivono nelle difficoltà. Ne abbiamo incontrati tantissimi in questa campagna elettorale, mi vengono in mente gli anziani, le persone con disabilità, le persone che perdono il lavoro, i genitori, padri e madri con figli a carico. In più oggi c'è questo nuovo fenomeno, gli anziani che si trovano con dei figli a carico che magari hanno perso il lavoro, non riescono più a mantenere una casa. Con noi nessuno rimarrà più indietro, quindi garantiremo loro un percorso di reinserimento nella società e anche degli aiuti economici qualora ce ne sia il bisogno. Primo appuntamento ufficiale? Oggi pomeriggio andrò a salutare Giovanni Manildo a Cassugana e andrò a stringere le mani dei dipendenti e caricar loro, perché da domani comincia un percorso che deve essere condiviso con gli straordinari dipendenti di Cassugana. Volevo chiedere a Mario Conte, si è parlato molto dei quartieri in questa campagna elettorale, è secondo lui la vittoria dei quartieri questa? È la vittoria dei quartieri, chiedono da studio. Ma i quartieri hanno dato una risposta molto importante. Tenete conto che lo slogan "Siamo tutti trevigiani" era proprio un grido d'allarme che arrivava dai cittadini dei quartieri, che si sono sentiti in questo mandato cittadini di serie B.
con noi chi vive a Canizzano, a Fiera, a Sant'Antonino, a San Paolo verrà trattato uguale a chi vive in Piazza dei Signori, quindi nessuna differenza, non toglieremo nulla al centro ma daremo molto ai quartieri. Lei ha consegnato la bandiera del Veneto a Conte? Beh, ho consegnato il leone in buone mani, no? Un leone che vola, un leone che immagino verrà messo ad ossigenarsi spesso nei pennoni di questa città, un leone che è un simbolo di pace, di fratellanza. Pensate, è l'unica bandiera che esiste da 1100 anni e ha la parola pace nella bandiera, ma soprattutto la fido nelle mani di un grande sindaco. Mario ha un bel progetto e quel leone porterà fortuna. E lei domani ha l'appuntamento a Roma? Con l'autonomia, parleremo di autonomia, apriremo il tavolo ufficiale con il governo e penso che anche questo sia un buon viatico, no? Un modo anche per festeggiare e celebrare questa vittoria di Treviso, e non dimentichiamoci di Vicenza, di Monte di Livenza, di Nervesa della Battaglia, di Moriago della Battaglia e molto altro ancora. Insomma, c'è una sfida di comuni che ha vinto, ma adesso si arrabbieranno tutti quelli che non ho citato, ma complimenti a tutti i sindaci che hanno vinto. Lina, volevo solo chiedere appunto al governatore anche un commento su Vicenza. Altra vittoria del centrodestra unito, nonostante le polemiche. Vicenza mi chiedono dallo studio. Ma a Vicenza ho sentito Francesco Rucco stamattina, sindaco carico, un bravo ragazzo anche lui, proprio una bella abbinata Rucco e Conte. Vicenza Treviso faranno belle cose assieme, perché poi sono due comunità che si assomigliano, hanno molte cose in comune, e anche Francesco è carico e gli ho augurato veramente un grande in bocca al lupo, e come ha fatto Conte ha detto bisogna che ci vediamo. Quando dicono bisogna che ci vediamo vuol dire che hanno già i progetti pronti, io sono lì per ascoltarli. Direi di finire con una bella stretta di mano tra di voi intanto, poi avete detto ultimo brindisi, eccoli qua. A Treviso direi che è tutto per il momento e restituisco la linea, Nicola. Grazie a Lina Paronetta e Nicoletta Rizzetto che stanno seguendo da ieri sera, di fatto insieme anche a Lucio Zanato, questa lunga maratona, dicevamo dalle 21:15 di ieri, poi fino a notte fonda, da questa mattina dalle 7 per raccontarvi minuto per minuto cosa stava accadendo. Allora direi di fare un veloce riepilogo di quanto accaduto. Abbiamo visto le voci, le sensazioni, rivediamo le cifre partendo proprio da Treviso con Mario Conte che diventa sindaco e quindi riporta il centrodestra e la Lega alla vittoria casugana con il 54,3% dei voti, quindi vincente al primo turno. Giovanni Manildo con il 37,9%, il Movimento 5 Stelle con Domenico Lo Sapio al 4,2%, questo è un altro dato interessante perché si aspettava molto di più il Movimento 5 Stelle in queste elezioni. Maristella Caldato, Treviso Unica Tu 1,8%, Said Caibi 1,1%, Carla Condurso 0,6%. Questo per quanto riguarda Treviso. Poi vediamo Vicenza, la vittoria di Francesco Rucco, quel candidato insomma, che è stato trovato, attorno al quale è stata trovata la quadra, nonostante all'inizio ci fossero state diverse polemiche. Francesco Rucco che vince dunque centrodestra al 56% e batte Otello Dalla Rosa, il candidato che era uscito dalle primarie del Partito Democratico, che si ferma al 45,9%, e poi gli altri candidati: Filippo Albertin, Potere al Popolo 1,1%, Andrea Amoroso di Siamo Veneto 1%, e poi Leonardo Bano e Franca Equizzi. Questi sono i comuni che hanno portato, i comuni capoluogo, che hanno portato la vittoria al primo turno a sorpresa, perché molti si aspettavano ovviamente una sfida al ballottaggio sia a Treviso che a Sandona di Piave, che a Vicenza. Vediamo allora Sandona di Piave, altro comune, un altro comune importante del Veneto e il più importante della provincia di Venezia, che andava al ballottaggio e che andrà al ballottaggio. Qui abbiamo il vantaggio di Andrea Cereser, centrosinistra, con il 43,3%, seguito da Francesca Pilla 36,2%, Lega e Fratelli d'Italia, e poi Oliviero Leo il 12,6%, Angelo Parrotta del Movimento 5 Stelle al 6,2%, Francesco Maino di Liberi Uguali all'1,7%. No, la stiamo su Sandona di Piave perché Sandona di Piave è una partita importante e particolare, perché a differenza di quanto accaduto a Vicenza con più difficoltà e a Treviso invece fin dall'inizio non c'è stato l'accordo, il patto, l'unità del centrodestra, che invece si è rotto, quindi con una Lega e Fratelli d'Italia che corrono insieme contro Forza Italia, e questo ovviamente ha pesato nelle cifre eventuali di una possibile vittoria del centrodestra al primo turno. Si tratterà di vedere adesso, dopo tanti contrasti, tante polemiche, se ci sarà un apparentamento, se al ballottaggio il centrodestra ritroverà la quadra per cercare di scavalcare Andrea Cereser. Quindi una partita molto importante quella di Sandona di Piave.
Altro comune del Trevigiano nel quale era previsto il ballottaggio ma nel quale non c'è stato bisogno del ballottaggio, Vedelago, sopra i 15.000 abitanti, con la vittoria di Cristina Andretta, che è sindaco uscente del centrodestra con il 66,4%, viene riconfermato a mani basse e sconfigge Paolo Quaggiotto al 18,1% e Sergio Squizzato al 15,6%. Peraltro avremo proprio il riconfermato sindaco fra poco nel proseguio della nostra maratona di ring, che dopo il TG delle 12:30 ingloberà di fatto lo spazio di ore 13, quindi saranno ore 13 ring, e avremo proprio il sindaco di Vedelago riconfermato. Ancora provincia di Venezia, dove si andrà al ballottaggio Martellago con Andrea Saccarola, centrodestra al 40,8%, Monica Barbiero, che è il sindaco uscente, con il PD e le civiche al 34%, Alessia Bosco di Unione Civica al 16,8% e poi gli altri candidati. E ancora invece a Piove di Sacco, comune dove era previsto il ballottaggio, stiamo vedendo i comuni ovviamente più importanti, qui c'è invece la vittoria al primo turno di Davide Gianella, quindi che si riconferma nel centro-sinistra con il 51,9%, batte Andrea Recaldin del centrodestra che rimane al 46,9%. Queste alcune delle cifre più importanti, ovviamente poi questa sera vedremo conto e vedete anche nel nostro crawl che passa sotto il vostro teleschermo gli altri risultati. Dunque abbiamo visto Mario Conte e Luca Zaia poco fa con Lina Paronetto. Direi allora di vedere, di sentire le parole di Giovanni Manildo che stamattina, dopo l'ammissione della sconfitta già a notte fonda, insomma poco dopo le 3, la telefonata a Mario Conte per complimentarsi, questa mattina la conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta alla sede elettorale del PD in piazza Giustiniani, nella quale oltre ovviamente a commuoversi e a ringraziare tutta la squadra che ha lavorato per lui, ha annunciato anche che non siederà in consiglio comunale, quindi lascia, diciamo, Ca Sugano. Allora sentiamo le parole di Giovanni Manildo, ormai ex sindaco, anche se lo sarà fino a domani mattina, fino all'ufficialità, le parole di questa mattina nella conferenza stampa. Vediamo. Il prossimo consiglio comunale andrò sicuramente a salutare, ringraziare e anche salutare tutte le persone che si siederanno in consiglio comunale, sia che siano dell'opposizione sia che siano della maggioranza. Io non rimarrò al consiglio comunale, non perché ritenga una cosa da non fare, ma penso che sia il momento in cui io mi dedichi di più al mio lavoro, alla mia famiglia, quindi questa è la mia decisione. Queste dunque le parole, avete visto anche la commozione di Giovanni Manildo, tutt'altra ovviamente la sensazione in casa Lega, soprattutto in casa centrodestra, emozione che è scoppiata ufficialmente già nella notte, e allora rivediamo quelle immagini della festa proprio in piazza dei Signori, con un Conte che ormai era ufficialmente, anche se i dati si stavano aggiornando in continuazione, era ufficialmente il nuovo sindaco della città di Treviso. Vediamo. Grandi! Viva il sindaco di Treviso, Mario Conte! Fermola un attimo, facciamo l'orario. Facciamo l'orario.
Sindaco! Fantastico, fantastico, una squadra fantastica, una coalizione fantastica, uno staff fantastico. Sindaco fantastico! Senza di loro non si sarebbe potuto far nulla di tutto ciò, quindi devo ringraziare assolutamente i candidati, il partito, lo staff, la coalizione. Aspettava il primo turno. No, eravamo consapevoli di aver fatto tutto il possibile per ottenere un ottimo risultato. Al primo turno sognavamo, però insomma eravamo pronti a un ballottaggio, ma è andata bene così. Il segnale forte è arrivato dalla periferia. Eh sì, segno evidente che sono rimaste inascoltate in questo mandato, ma tanto è vero che il sindaco nella sua campagna elettorale diceva faremo, invece di dire abbiamo fatto. Gliel'abbiamo anche evidenziato questo aspetto, lui diceva che era una strategia, evidentemente i cittadini non l'hanno gradita. Lui dice che non l'hanno capita. Non lo so, mi dispiace per lui. Vi siete sentiti al telefono però? Sì, è stato assolutamente cortese, anzi io voglio ricambiare i complimenti nei confronti di Manildo, della campagna elettorale che è stata all'insegna del confronto sui programmi, sulla visione di città, e faccio anche i complimenti agli altri candidati sindaci. Le prime cose che farà da sindaco? Ma riorganizzare subito il comando della polizia locale e capire veramente quali sono le esigenze primarie dei quartieri, tanti piccoli interventi che sono assolutamente necessari fin da subito. Sul fronte migranti? Sul fronte migranti chiederò immediatamente un appuntamento al Ministro Salvini per capire come muoverci con la caserma Serena, perché l'obiettivo quello nostro è quello di eliminare le ripercussioni che la presenza di questi immigrati scaricano sul nostro territorio. Il successo della lista civica di Conte? Positività, sorriso e tanta energia positiva. E anche il porta a porta? Il porta a porta, ma l'hanno fatto tutti i candidati, tutte le liste, è stata proprio una campagna elettorale molto entusiasmante, però credo che uno degli elementi che proprio ha colpito di più i cittadini è stato il nostro atteggiamento positivo e il nostro sorriso. Conte, ti vogliamo così! Ti vogliamo così! E Mario uno di noi, e Mario uno di noi. Queste le immagini della festa della scorsa notte, ormai erano le 3 abbondantemente passate, adesso la pubblicità, poi torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali e continua anche la maratona ovviamente elettorale. Vi stiamo raccontando tutto quanto è successo in queste amministrative 2018, ma c'è anche la cronaca perché una tragedia nei cieli del Bellunese. Ieri vi raccontavamo anche durante la nostra maratona elettorale della cronaca di un aliante scomparso nel Bellunese. Ebbene, sono stati individuati in tarda mattinata sul Monte Serva i resti dell'aliante disperso da ieri. È morto il pilota 59enne di Castello di Godego. Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e SUMI si erano alzati in volo all'alba per proseguire le ricerche dell'area dove era stata agganciata per l'ultima volta il cellulare del pilota. L'allarme era scattato ieri nel tardo pomeriggio, quando il pilota non aveva fatto ritorno alla aviosuperficie di Belluno dove era partito all'ora di pranzo. Le ricerche erano proseguite via terra anche durante la notte da parte dei pompieri del soccorso alpino. Poco fa purtroppo il ritrovamento dei resti dell'aliante. E poi traffico ancora in tilt, code fino a 4 km sono formate stamani sulla tangenziale di Mestre, caso di un incidente che ha coinvolto un furgone poco dopo le 8:30 in direzione Trieste tra gli svincoli Milanese e Castellane. Il mezzo, informa CAV, la società concessionaria autostradale, è rimasto di traverso occupando la corsia centrale, come vediamo nelle immagini, e quella di sorpasso. Ferito in modo lieve il conducente. Sul posto operano Polstrada, SUEM e 2 mezzi ausiliari di CAV, coordinati dal centro operativo di Mestre, appunto della società autostradale. Ritorneremo fra pochissimo a parlare della politica, c'è spazio anche per la cultura. Le immagini dello straordinario recupero dell'antico sigillo di Gengis Khan, una ricostruzione partita nel 2008 dall'esposizione di una pergamena in occasione della mostra a Casa dei Carraresi dedicata proprio al popolo mongolo, una anticipazione, un'anteprima mondiale che è stata svelata sabato scorso proprio a Casa dei Carraresi. Vediamo. Nel 2005 ho iniziato qui in questa sede le grandi mostre sulla Cina biennali.
Parte da qui la storia del sigillo ritrovato, il segno del potere di Gengis Khan, imperatore mongolo che dopo 7 secoli è stato ricostruito, partendo da una pergamena esposta durante la seconda mostra del ciclo di esposizioni della casa di Carraresi dedicate alla Cina e all'Oriente. Treviso è stato il crocedivia di una serie di coincidenze, proprio davanti a questo documento inviato al Papa e custodito in Vaticano dal 1247. Quando è venuta la delegazione della Cina a vedere la mostra, il direttore del museo di Huahot, nei Mongolia interna, ha detto: ma questa qua è la famosa lettera che noi abbiamo notizia che il Gran Khan aveva mandato al Papa, di cui non sappiamo nulla. E guardando bene ha detto: ma questo sigillo è straordinario, perché non è in lingua cinese, non è neanche esattamente in lingua mongola, non si sa. E da queste iscrizioni, in un puzzle di molte altre informazioni, grazie all'impegno di 2 storici cinesi, il sigillo del Gran Khan oggi è nuovamente realtà. Questo è aquila bianca, simbolo di aquila bianca, con la testa di aquila e corpo però di leone. La coda di leopardo, quindi è unione della cultura di mongolo, Egitto e cinese e anche una parte di Europa. I 6 righe di testo racconta il popolo deve rispettare il potere del sigillo che rappresenta e sottomettere. Un oggetto prezioso, oltre che testimone della storia mondiale. Farà parte delle collezioni vaticane come segno concreto della collaborazione. Sigillo che è stato donato a Luciano Benetton perché faccia parte del patrimonio della Fondazione. Sicuramente non lo terremo nascosto, non lo terremo a casa, lo metteremo in una posizione che possa essere utile a chi vuole conoscere la storia di questo sigillo. Dalla cultura torniamo alla politica, abbiamo aperto con Mario Conte e Luca Zaia che erano stati raccolti proprio in diretta dalla nostra linea Paronetto. Chiudiamo proprio con Conte e Zaia, sentiti questa mattina la prima pacca sulla spalla proprio del governatore Luca Zaia con Mario Conte, neo sindaco. Ricordiamo Mario Conte che è risultato vincitore a Treviso. Allora rivediamo l'incontro, il primissimo incontro Zaia-Conte di questa mattina proprio in piazza. È il super sindaco, dovete dirlo a tutti. Super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso. La piccola Etaine oggi c'è. E che impressione fa? È una grande emozione, un grande anche senso di responsabilità perché i cittadini ci hanno dato fiducia e adesso da domani si aspettano delle risposte che noi vogliamo dare. Ci credeva? Credevamo di aver dato il massimo e di avere una squadra veramente forte e quindi eravamo sereni in questo. È andata veramente bene, molto bene. Quando è che ha pensato ce l'ho fatta? Devo ancora pensarci, quindi nelle prossime ore vi chiamerò e vi dirò ce l'ho fatta. Siete adesso questa conferenza convocata per dire? Per ringraziare, ci sono tanti grazie da dire e c'è da garantire ai trevigiani che da domani si comincia a lavorare. Come dice il governatore, pancia a terra ancora, però domani lo sarò io a chiamarlo alle 5 del mattino. Questo l'allievo che ha superato maestro, scrivetelo. No. Un Mario Conte che questa sera sarà a Ringa alle 21:15, perché? Perché la nostra copertura di quanto accaduto della maratona continua. Fra pochissimo, ore 13, parleremo del voto con Stefano Palloni del Partito Democratico di Treviso, Cristina Andretta, neo sindaco riconfermato di Vedelago, e Davide Acampora di Forza Italia. Una Forza Italia che ha portato il suo contributo ovviamente alla vittoria di Mario Conte a Treviso, e poi ci saranno i nostri telegiornali con ovviamente ampio spazio dedicato alla politica e alle amministrative, poi 20:10 e poi 21:15 Ring con tanti ospiti per dare il quadro definitivo, per mettere un punto fermo su quanto accaduto, e con il neo sindaco di Treviso Mario Conte. Adesso vi lascio alla pubblicità, fra pochissimo ancora Ring per parlare di politica. Continua la nostra maratona. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà un inizio di settimana all'insegna del sole e del caldo.
Nel dettaglio, sul Veneto la pressione sarà in aumento, a garanzia di un ampio soleggiamento su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata caratterizzata dal bel tempo. Ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Anche in questo caso non sono previsti fenomeni. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque al mattino, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Dal pomeriggio però peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.